Buongiorno a tutti. Salve, spero che l'audio che mi sentiate bene. Volevo darvi il benvenuto ufficiale a questo evento, a questo webinar sull'economia sociale e solidale del nostro territorio, imprenditoria sociale, opportunità occupazionali e crescita futura. L'evento è organizzato da Enep Veneto nell'ambito del progetto europeo EmployC, un progetto finanziato dal programma Erasmus+. Incominciamo subito la nostra mattinata con un breve video di presentazione di ENAIP. Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Ciao Alberto. Allora, buongiorno. Get down from that high horse, ride this feeling with us. Wear it like a crown till sunshine fades into dusk. Ciao Alberto, buongiorno. Come stai? Bene, So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue.
Grazie Alessio. Abbiamo incominciato con una piccola presentazione di Enel Veneto, una sorta di un modo per potervi presentare quello in cui crediamo. Adesso volevo fare con voi un piccolo excursus della giornata. Innanzitutto volevo semplicemente dire a tutti che se per poter intervenire, se avete necessità di intervenire oppure di voler contribuire con a questo evento, potete tranquillamente utilizzare la chat che è aperta a tutti. Adesso permettetevi di condividere il mio schermo per poter scorrere con voi il programma della giornata. Come vedete, inizieremo con la presentazione del progetto Employee C, che è il progetto nell'ambito del quale è stato organizzato questo Multiplayer Event, a cui seguiranno poi gli interventi di tre delle realtà più rappresentative del nostro territorio veneto per quanto riguarda l'economia sociale e solidale, quindi ASVES con il dottor Santini, Eco Garantito con Nicola Arena e il progetto Quid con Vanessa Cento. Avremo infine l'ultima parte della nostra mattinata dedicata a question and answer, quindi domande e risposte da parte vostra per poter approfondire alcuni temi che vi sono risultati cari e che magari anche i relatori hanno piacere a portare avanti. Permettetemi solo 2 parole iniziali per presentare ENEC Veneto, che è una rete nazionale ed internazionale di servizi per la formazione del lavoro fondata nel 1951. I principali ambiti di intervento sono l'area giovani con la formazione iniziale, quindi l'istruzione e la formazione professionale, la sistema duale e gli ITS, l'area di servizi al lavoro attraverso servizi di orientamento e inserimento lavorativo, corsi di formazione a catalogo e l'area internazionale, in cui appunto, che interessa in questo caso al nostro progetto, in cui si vede ENAIP come collabora sia a livello nazionale che a livello internazionale nella presentazione e nella gestione di partenariati internazionali e di progetti. Per la sua storia, dimensioni e ricchezza dell'offerta, ENAIP è oggi uno dei più importanti ed estesi centri di formazione in Italia. Come potete vedere, nelle 18 scuole di formazione presenti sul territorio veneto lavorano circa 330 dipendenti e oltre 350 collaboratori, coinvolgendo nelle loro attività più di 8.000 persone tra giovani e adulti. Per quanto riguarda le attività del settore di formazione, come potete vedere da questa slide, sono molti e variegati, passando dalla ristorazione all'automotive, all'estetica, al restauro, e sono appunto dei settori di formazione sempre in costante evoluzione e in costante aggiornamento secondo le esigenze del mercato. Per quanto riguarda invece l'area internazionale, nello scorso anno formativo ENEC Veneto ha partecipato come capofila e partner in diversi progetti finanziati dai programmi principalmente Erasmus+, LIFE e Central Europe, sviluppando strumenti innovativi collegati a dei temi molto cari a ENEC, quali l'interculturalità, l'integrazione, le green skills e la promozione della formazione professionale. Assieme agli ENEP regionali di Piemonte, Lombardia e Friuli, ENEP Veneto forma la rete ENEP-Net, che conta oltre 5.500 addetti e una vasta rete di rapporti radicati con aziende, enti, fondazioni e associazioni. In ambito internazionale, ENEP-Net è fondatore o membro attivo nelle più prestigiose reti europee dell'ambito della formazione professionale. Qui potete vederne alcune come VTA, ALDA, FVET e VBB, la piattaforma Lifelong Learning Platform e VET4U2. Bene, adesso interrompo la condivisione e passo la parola invece alla capofila del progetto, Ira Papageorgiou, che presenterà con qualche slide il progetto Employee C e a cui seguirà una breve traduzione in italiano perché le slide sono appunto in inglese. Ira, the floor is yours. Thank you. Let me share the screen. Okay. Hello, everyone. I am very happy to be here with you. I want to first of all thank everyone from ENAIP Veneto
for inviting me here. My name is, as Luisa said, Ira Papageorgiou from the Institute of Labor of the Greek General Confederation of Labor. In other words, we are the confederation that represents all private employees in Greece, and we have a research and training center that supports the needs of employees. Part of that is the participation. Can you hear me? Sorry, yes. Sorry, yes. Yes. Who you are? Stop. Ira lavora per la Confederazione Generale del Lavoro in Grecia e quindi collabora con l'Istituto del Lavoro appunto di questa Confederazione Generale. Please. Okay, we have been collaborating in different European projects with ENAIP, and it has always been a very good collaboration. And part of that is the current project, Employee SSC. This is our logo. Sorry, I moved. And the full title is Promoting Employability Through Social Solidarity Economy. Il progetto INEXE ha lavorato molto spesso con Enet Veneto in differenti progetti europei. L'attuale, quello in cui stiamo collaborando in questo momento, è proprio Employee C, che si tratta di la promozione dell'occupabilità attraverso l'economia sociale e solidale. Please. Okay, so these are the logos of the partners. Luisa, maybe you can say directly in Italian. Sì, questi sono i partner che collaborano in questo momento al progetto. Ci sono ENAIP, DOC e INEXE, che sono due partner greci. Poi ci sono partner dalla Francia, dalla Repubblica Ceca e dalla Croazia. Please. So the aims of our project is basically to implement and to promote SSC in vocational education and training. That is to make a social and solidarity economy more visible and familiar to the labor market. This will have to do also with social inclusion, employability, and sustainability. And also from the point of view of a VET, to introduce a competence profile for the SSC VET trainer. Luisa, should I make a stop? Sì, yes, thanks. Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di promuovere e supportare l'economia sociale e solidale nella formazione professionale, quindi proprio di introdurre il concetto di economia sociale e solidale nei corsi di formazione professionale, facendola diventare visibile e familiare al mondo del lavoro. E qui appunto ritornano i temi dell'inclusione sociale, dell'occupabilità e della sostenibilità, e cercare anche di creare un curricula di competenze adatte per la creazione di corsi per l'economia sociale e solidale all'interno proprio di ogni dei trainer. Please. To achieve this, the project aims to provide VET trainers with teaching methods and tools in a way of implementing an alternative pedagogical experience, to empower trainers with new approaches, skills, and competencies coming from the field of SSC, and then at the second level, to assist trainees in entering the SSC labor market. Per arrivare appunto a questa formazione dei formatori nell'ambito dell'economia sociale e solidale, il progetto si propone di fornire i formatori di strumenti innovativi e di strumenti di formazione e di particolari metodologie proprio per aiutarli a trovare nuove modalità di insegnamento dell'economia sociale e solidale, e anche arricchendo il loro bagaglio culturale con nuovi approcci, competenze e abilità, e in un secondo livello di assistere i discenti, coloro che hanno assistito a questi corsi, nell'entrata del mondo del lavoro, sempre in un mondo del lavoro sociale e solidale. I think that we should go on a little bit quicker on. You want to go further? Yeah, thanks. Sure. Okay.
So what we produced was 3 different intellectual outputs. The first one is a trainer's guide for people, for trainers that want to be involved in SEC training programs. So in other words, a trainer that is has their own tools as a trainer, but specifically for SEC, what do we need to do differently? That was the first one. The second intellectual output was training modules on SEC for different modules to help people take bits and pieces maybe, or to create a whole new educational course. And finally, we are at the stage of producing the policy brief for endorsing SSC in VET. Luisa. Yes. Il progetto si propone di creare e di sviluppare 3 cosiddetti intellectual outputs, quindi c'è 3 principali risultati, potremmo dire. Il primo risultato è un documento, un manuale di formazione per i formatori nell'SSI, che quindi darà ai formatori che vogliono approcciarsi a questo nuovo o questo innovativo modello di formazione degli strumenti utili, delle conoscenze e anche una visione generale di qual è la situazione appunto dell'economia sociale e solidale nei paesi toccati dal progetto. Il secondo intellectual output è la creazione di moduli formativi specifici nell'economia sociale e solidale rivolti ai formatori, quindi proprio in un approccio di train the trainers, completi di introduzione, elementi formativi, video e tutti gli altri strumenti a supporto per poter acquisire le competenze e le abilità per poi tramandare, diciamo, le nozioni e le competenze acquisite anche ai discenti. Il terzo invece, il policy brief, è un documento programmatico che mira ad attivare e all'attenzione sull'economia sociale e solidale e sulla necessità di inserire queste nuove competenze nei sistemi formativi di tutti i paesi. Go on, please. Okay, so just very briefly to mention that all these outputs will be on our website. These are the 4 training modules. And here is the full website, employssc.eu. And we also have a Facebook page where we post news on SSC from throughout Europe. Please like and follow our Facebook page. Luisa. Tutti questi moduli formativi, documenti e tutte le notizie rispetto al nostro progetto sono disponibili sul sito del progetto employc.eu. Il Employc è anche su Facebook, con la pagina Facebook che vedete sullo schermo, e avete la possibilità di scaricare i materiali e di poterli appunto navigare e trovare anche qualcosa che possa fare al caso vostro. E se volete fate un like al progetto e quindi per supportare anche la diffusione dell'economia sociale e solidale e della sua formazione. Thank you very much. Grazie Ira, thank you too. Thank you everyone. I'm sure you'll have a very interesting discussion now. Grazie Ira, thanks and have a nice day you too. Salutiamo Ira con questa presentazione del progetto Employc. Avrete ovviamente la possibilità di andare a vedere tutti i materiali sul sito e come avrete visto tutto l'evento sarà registrato e disponibile presto sui social e sul nostro sito Highlight. Incominciando quindi a entrare nel vivo della nostra mattinata, passerei la parola senza indugio al dottor Giorgio Santini di ASVES. Prego, dottor Santini, buongiorno. Dottor Santini, mi scusi se può attivare il microfono per favore, altrimenti non la sentiamo. Grazie.
Scusatemi, l'avevo disattivato giustamente, mi ero accorto. Allora, grazie per l'invito e intervengo molto volentieri su questo progetto, insomma, che è stato presentato e che introduce un argomento che effettivamente è necessario affrontare in termini di maggiore attenzione, insomma, cioè la parte dell'economia che ha riflessi diretti sulla socialità e sulla solidarietà delle persone, dei territori, delle comunità. È un concetto, tra l'altro, molto importante anche non solo per il presente e per quello che è stato nel passato, ma soprattutto sarà molto importante nel prossimo futuro, ed è per questo che è giusto appunto formare persone che siano in grado poi di affrontare in maniera organica, in maniera avveduta, in maniera cosciente e molto motivata questi temi. L'esperienza che io rappresento qui oggi è molto legata a questa dimensione, no? Il tema della sostenibilità. Noi siamo un'associazione che si occupa appunto di sviluppo sostenibile e lo sviluppo sostenibile presenta tre facce, cioè presenta la sostenibilità, quella forse più ritenuta così immediatamente più diretta, quella legata alla dimensione ambientale, ma presenta anche le altre due facce che sono la sostenibilità appunto di tipo sociale, quindi il tema sostanzialmente dell'uguaglianza sociale nell'accesso alle diciamo, di formazione, di lavoro, di reddito, di riconoscimento che come sappiamo è sempre un impegno molto difficile e molto gravoso, e poi anche naturalmente la sostenibilità di tipo economico e quindi il fatto che si combini con lo sviluppo. Ecco, da questo punto di vista quindi l'intervento, il lavoro che noi stiamo facendo si sviluppa in tutte queste dimensioni. E dicevo, è molto importante che anche questa iniziativa formativa avvenga in questo momento, perché questo è un momento cruciale per l'Italia e per l'Europa in generale, quindi perché siamo all'interno, come sappiamo, soprattutto dopo le vicende che non sono ancora concluse, ma speriamo siano in via di superamento della pandemia, è un po' come fossimo entrati in un'altra dimensione, in un'altra fase della vita economica, sociale italiana ed europea. E questo si vede anche nei programmi europei che sono stati fatti in questi anni, soprattutto in questa scelta molto oculata, devo dire, e che è avvenuta, questo è importante, prima del Covid, dell'Europa, di dare vita a quello che viene definito il Green Deal, cioè uno sviluppo che sia appunto sostenibile, che abbia questa dimensione forte di sostenibilità e che si appoggia, tra l'altro, adesso anche in termini molto più dettagliati e molto più espliciti, al cosiddetto pilastro sociale europeo, cioè che è una serie di diciamo interventi a tutto tondo su tutte le dimensioni della sostenibilità che si stanno appunto via via organizzando e che riguardano proprio in maniera diretta anche questa parte di economia che appunto definiamo sociale e solidale, e quindi che riguarda sia la dimensione sociale dei temi legati direttamente al lavoro, quindi per esempio tutto il tema della capacità di garantire a tutte le persone, in particolare i giovani, una formazione che sia adeguata poi a un inserimento nel mercato del lavoro, e sappiamo che questo purtroppo è ancora un problema da risolvere in maniera, dobbiamo affrontarlo, perché il fenomeno dei cosiddetti NEET, cioè dei giovani che alla fine di un ciclo di studi poi però non trovano nessuna occupazione, non si formano, non frequentano altre, e quindi sostanzialmente è un tema che ha bisogno di essere appunto affrontato, di essere portato avanti.
E poi da questo punto di vista, invece, oltre che direttamente la parte sociale legata al lavoro, c'è tutta una parte nuova, relativamente nuova, ma insomma da affrontare con una capacità innovativa che riguarda proprio l'aspetto più sociale della dimensione economica. Pensiamo a tutto il tema legato alle problematiche dell'invecchiamento, alle problematiche diciamo, della povertà, dell'abbandono, sia economico sia sociale, e quindi da questo punto di vista il riferimento a questo pilastro sociale europeo è davvero molto importante per affermare e far crescere questa dimensione economica, ma legata appunto a fattori di inclusione sociale molto forte. Ecco, l'impegno, secondo me, sul piano della preparazione, della formazione di persone che abbiano questa attitudine, poi è anche molto collegata al fatto che nella società va incentivato fortemente la dimensione appunto della solidarietà, del volontariato, della gratuità, diciamo così, dal punto di vista dell'impegno come elemento proprio di qualificazione sociale di un territorio, di una realtà, e quindi anche la dimensione di un'economia che abbia appunto la connotazione di essere sociale e solidale è in qualche modo la rappresentazione di questa capacità di essere attori protagonisti di una fase dell'Europa. Le occasioni non mancheranno perché, come dicevo, e su questo punto insomma credo dovremmo concentrarci molto, noi stiamo entrando in una fase, o dovremmo entrare, a volte siamo anche timidi a farlo, in una fase necessariamente di transizione. È un termine molto usato, no? Adesso ci sono anche i ministeri che hanno proprio questa connotazione, cioè avremo davanti, diciamo, alcuni anni, un decennio, forse anche 2 decenni, in cui dovremo attraversare realtà, andare da una situazione, per esempio, pensiamo al discorso dell'energia, no? La transizione energetica, a una dimensione attuale, dobbiamo passare a un'altra dimensione, così pure anche in tante altre realtà. Pensiamo alla transizione digitale, appunto a quella ambientale, a quella energetica. Ecco, tutto questo è da un certo punto di vista assolutamente necessario, dall'altro punto di vista non è assolutamente scontato negli esiti, cioè può produrre anche nuove emarginazioni, nuove difficoltà, no? Ad esempio è evidente a tutti che la transizione energetica, che ripeto è necessaria e va fatta possibilmente nei tempi anche previsti, cioè nei prossimi 10-20 anni, perché a quel punto ci sarà necessario essere in un'altra dimensione anche dal punto di vista delle emissioni nocive, perché sennò diversamente il riscaldamento del clima procurerà disastri umani, sociali ed economici. Dicevo, il passaggio alla transizione energetica pone un problema molto forte di, per esempio, costruire i nuovi profili anche di lavoro delle persone, organizzare la formazione perché si possa lavorare, diciamo, in maniera non inquinante, in maniera diversa. Pensate, il caso limite, no? Il caso più famoso è quello che riguarda il tema della produzione di automobili, che è uno dei cardini insomma dell'economia, che avrà bisogno di forse meno lavoratori, o forse lavoratori comunque che hanno tecnici e esperti, che hanno formazioni radicalmente diverse per non perdere il posto di lavoro. E allora l'economia sociale è anche questo, cioè la capacità di accompagnare una transizione necessaria e obbligata senza che questa crei, diciamo così, tutte quelle difficoltà alle persone che oggi di cui ci stiamo cominciando a preoccupare, ma per le quali non siamo ancora organizzati per arrivare alla soluzione. Naturalmente per evitare l'emarginazione, per evitare poi anche tutte le tematiche collegate alla perdita di posti di lavoro. Ma la stessa cosa riguarda l'economia digitale, insomma, cioè
il passaggio alla transizione digitale, dove, come abbiamo visto anche recentemente durante il lockdown, la conoscenza dei meccanismi digitali è fondamentale per evitare quello che viene definito il digital divide, cioè il fatto che si crea una discriminazione tra chi è in grado di parlare quell'alfabeto, diciamo così, e chi non è in grado di farlo. E anche questa è economia sociale che deve essere messa in campo a fianco a quella, diciamo così, digitale, a quella economica, per riuscire a dare una risposta. Naturalmente, oltre a tutto il tema diciamo, più legato al sociale, come viene inteso, diciamo, classicamente, che riguarda il tema di prevenire forme di emarginazione, forme di povertà, forme di abbandono, che purtroppo sono insite nei meccanismi di trasformazione rapida della società. Ecco, quindi da questo punto di vista io credo che organizzare appunto un percorso che abbia questa grande attenzione a formare le competenze, sta scritto anche nel pilastro europeo, le competenze nel pilastro sociale europeo, che servono proprio per l'economia sociale e solidale, è una dimensione assolutamente da sostenere e assolutamente da far entrare proprio non solo nella programmazione, in questo caso della formazione, ma anche proprio nelle agende, come già sta nelle agende a livello europeo, ma deve entrare anche nelle agende a livello territoriale, a livello regionale, a livello nazionale, per quanto riguarda il nostro paese, perché l'Italia sarà uno dei paesi in cui il tema della transizione sarà un bel banco di prova della capacità di attraversare questi cambiamenti senza che ci siano discriminazioni e politiche che lasciano indietro qualcuno. Insomma, sapete che questo è uno degli slogan del Green Deal e del pilastro sociale, che nessuno va lasciato indietro, e da questo punto di vista, nelle diverse fasi della vita, dai giovani che studiano, ai lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, agli anziani che rischiano di essere emarginati nella fase finale della loro vita, è fondamentale che ci sia una organizzazione sociale ed economica che considera questi fattori a cui dedicarsi e a cui dare grande attenzione. Grazie, dottor Santini, grazie per il suo intervento. Effettivamente sì, è un'epoca di transizione questa come non mai, oggi come non mai, soprattutto dopo quello che abbiamo potuto sperimentare e che stiamo tuttora sperimentando. E quindi sempre in tema di transizione, di società, di solidarietà, di volontariato, come le parole chiave che appunto sono emerse durante il suo intervento, passerei volentieri la parola a Nicola Arena, che fa da portavoce in questo caso per l'Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo Solidale, altrimenti detto Equo Garantito. Nicole? Grazie Luisa, sì, eccomi, mi sentite? Perfettamente. Ok, condividerei lo schermo per mostrarvi una presentazione giusto per aiutarmi nella chiacchierata, quindi dovrebbe funzionare. Vediamo bene, almeno. Ok, perfetto. Quindi intanto ringrazio anche Giorgio Santini per l'inquadramento sul tema, e sono felice insomma di partecipare oggi, anche perché nelle nostre attività di Equo Garantito ed ENAIP ci incrociamo in varie situazioni, e anche su proprio questo progetto Employees ci siamo già effettivamente scambiati materiale e attività, quindi insomma è un piacere tornare a riparlarne. E dunque sì, come Equo Garantito, dunque in Equo Garantito io mi occupo di diversi progetti, del sistema di monitoraggio, che è appunto uno dei pilastri delle attività della nostra organizzazione, e anche della segreteria soci, insomma della gestione dei nostri soci che sono diffusi su tutto il territorio italiano e presenti ovviamente anche in Veneto. Dopo facciamo un piccolo focus su questo. Equo Garantito è appunto l'Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, che è nata, diciamo, con un percorso dalla fine degli anni 90 proprio per promuovere le organizzazioni di commercio equo e solidale presenti in Italia. Quindi è stato un percorso condiviso
che ha portato alla scrittura di regole comuni, che sono appunto la Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, di cui Equo Garantito è depositaria, che viene monitorata attraverso degli standard raccolti nel regolamento del registro Equo Garantito, quindi l'elenco delle organizzazioni italiane di commercio equo e solidale. E la nostra associazione ovviamente promuove queste organizzazioni e dà dei servizi interni e della formazione sempre appunto sui temi del commercio equo e solidale come uno degli strumenti di economia solidale. Quindi che cos'è il commercio equo? Usiamo proprio le parole della carta, dei criteri, immagino che diverse di voi l'abbiano già incrociato in varie situazioni, comunque per ripartire proprio dalle basi è un approccio alternativo al commercio convenzionale che promuove appunto giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, e questo è stato appunto uno degli elementi cardine proprio dalla nascita, addirittura dalla metà del secolo scorso ormai del commercio equo e solidale, partendo proprio dalle coltivazioni biologiche e da tutte le modalità delle comunità del territorio, principalmente in origine di Asia, Africa, America Latina, che lavoravano appunto nel rispetto del loro territorio, rispetto per le persone e per l'ambiente, come attraverso il commercio, quindi gli scambi appunto commerciali, ma anche la crescita della consapevolezza dei consumatori, che è appunto uno delle nostre mission anche proprio di Equo Garantito, l'educazione, l'informazione e l'azione politica. E quindi il commercio equo e solidale è una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di fornitura, a partire dai produttori del sud del mondo e non solo, fino ai consumatori, diciamo in Italia e in Europa. Equo Garantito quindi appunto lavora su 4 aree principali. Come dicevamo, la promozione del commercio equo e solidale in Italia, quindi attraverso delle campagne, attraverso delle informative, ma anche degli eventi di sensibilizzazione. Il monitoraggio, come vi raccontavo, abbiamo un sistema di monitoraggio certificato da un ente terzo, CSQA, che appunto funziona sul monitoraggio di tutti i nostri soci, delle nostre organizzazioni di commercio equo e solidale, e quindi è un elemento di trasparenza ovviamente e uno strumento per il consumatore che acquista i prodotti del commercio equo. Terzo pilastro, educazione e formazione sul commercio equo e solidale, quindi rivolta internamente ai nostri soci, ma non solo, anche esternamente. Dopo vi racconterò uno degli strumenti più diffusi ormai online, che è ad esempio una piattaforma dedicata al commercio equo e solidale di e-learning, e lobbying e advocacy sulle istituzioni a tutti i livelli, quindi appunto a partire dalle regioni, ad esempio italiane, con le quali ormai da diversi anni c'è stato un lavoro di collaborazione che ha portato a delle leggi a sostegno del commercio equo e solidale in una quindicina di regioni italiane, a livello nazionale, perché si sta continuando a fare lobbying appunto per la nascita di una vera e propria legge italiana che definisca e che supporti il commercio equo e solidale, cosa che ad esempio esiste già in Francia e in diversi altri paesi, ma anche a livello internazionale, perché partecipiamo ad esempio come Equo Garantito alle attività di un ufficio di advocacy proprio a sostegno del commercio equo e solidale che ha sede a Bruxelles e che quindi diciamo che monitora le attività delle varie commissioni europee del Parlamento e porta quindi sempre le tematiche del commercio equo e solidale. Parlando di educazione e di formazione, no? Che è un po' il focus della nostra chiacchierata di oggi e delle attività di ENAIP e di questo progetto, ho voluto portare 2 esempi tra le varie attività di Equo Garantito. La prima, di cui avevo già iniziato a raccontarvi, è la piattaforma che si chiama fairsharetraining.eu, che questo è ovviamente il suo indirizzo online, a cui tutti possono registrarsi, quindi che ha dei corsi sostanzialmente dedicati a diversi target, quindi sia a partire dagli operatori di commercio equo e solidale, ma anche a autorità locali, imprenditori, insegnanti, che raccontano da tanti punti di vista
il commercio ecosolidale, ma anche l'economia solidale, ma anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile, insomma diverse tematiche, ad esempio la relazione tra commercio ecosolidale e sostenibilità ambientale. Questa piattaforma è nata proprio con un progetto europeo a cui Ecogarantito ha aderito nel programma Life Learning Program, a partire dal 2015 sostanzialmente, e della quale poi di questa piattaforma Ecogarantito è diventato appunto il gestore, e quindi la mette a disposizione di realtà varie anche per caricare i propri corsi di formazione, tuttora ancora tutti gratuiti. Un altro dei nostri strumenti è ad esempio, anzi più che strumenti, un'altra delle nostre attività che è proprio attuali in questo periodo è la partecipazione al progetto, anche noi nell'ambito del programma Erasmus+, che si chiama EU-Wise Young Citizens Consumers, con una partnership ovviamente internazionale, quindi con una realtà in Belgio e altre realtà invece che fanno attività soprattutto educative di sensibilizzazione in Polonia e in Romania. Questo è un progetto dedicato ai giovani, perché appunto una delle leve, diciamo, attuali del commercio ecosolidale è quella di cercare di rivolgersi a una platea che è molto più attenta magari di una volta alla sostenibilità dei propri acquisti, ma che fa fatica a coinvolgersi nelle modalità a cui eravamo abituati di attività per il commercio ecosolidale, quindi tipicamente i volontari magari che svolgono attività nel gruppo scuola dell'organizzazione o che svolgono attività di promozione dei progetti nei nostri punti vendita, nelle botteghe del mondo. Grazie a questo progetto, ad esempio, stiamo coinvolgendo in vari paesi in totale 120 giovani con una formazione che darà però a loro la possibilità di diventare dei veri e propri agenti di cambiamento, loro stessi, e quindi organizzare delle iniziative da loro pensate e quindi che siamo sicuri centreranno maggiormente, no, il target del coinvolgimento dei giovani, sempre parlando di consumo sostenibile, commercio ecosolidale e anche collegandosi al movimento Slow Food, ad esempio, del quale l'organizzazione della Romania è uno dei diciamo, propulsori dei valori e delle tematiche. Venendo un po' a, diciamo, restringere il campo sul Veneto, restringere neanche più di tanto perché il Veneto è una delle regioni in cui il commercio ecosolidale è molto attivo ed è sostenuta ad esempio da una legge regionale appunto che favorisce lo sviluppo del commercio ecosolidale in vari modi. Questa è una fotografia delle realtà del commercio ecosolidale situate in Veneto. Vedete che insomma sono diffuse su tutto il territorio. In realtà queste sono solo le sedi legali proprio, quindi sono molte di più poi i punti vendita, appunto i punti proprio di presidio del territorio di queste organizzazioni, perché vedete in totale stiamo parlando di una cinquantina di punti vendita che come sapete non solo punti vendita sono, perché in realtà si tratta di luoghi in cui si fa appunto azione politica, si fa sensibilizzazione, si fanno incontri, si invitano i ragazzi a fare ad esempio i tirocini, alternanza scuola-lavoro, insomma sono veramente luoghi di attivazione della comunità del territorio. Quindi queste realtà raggruppano più di 6.000 soci, quindi proprio persone che sono coinvolte a supportare, no, questa economia solidale che ha sede nel territorio, più di 1.000 volontari e 163 lavoratori. Ora, i lavoratori sono fortemente, questo numero è fortemente, diciamo, aiutato dalla presenza in Veneto della sede operativa, della sede principale di lavoro di Altromercato, che è la realtà più grande italiana di commercio ecosolidale, che come vedete ho messo in lista nonostante abbia sede legale altrove, perché in realtà è operativa soprattutto in Veneto. Quindi questo per darvi un po' un'idea anche dal punto di vista proprio dell'impiego, no? Del lato diciamo imprenditoriale del commercio ecosolidale. Che cosa fanno le organizzazioni di commercio ecosolidale sul territorio? Fanno appunto, dicevamo, attività di vendita, di incontro con i giovani, di sensibilizzazione. Qui vedete in alto ad esempio un'immagine di una guida legata a una
mostra, un'exhibition che è proprio sul tema del collegamento tra il commercio ecosolidale e la lotta al cambiamento climatico, che è stata proprio creata dalle realtà venete, quindi realtà che fanno cultura e che la mettono a disposizione del proprio territorio. Una cosa che mi piace citare, visto che parliamo di giovani in questo ambito, è il servizio civile universale, come si chiama, no? Attualmente. Quindi le organizzazioni di commercio ecosolidale sono spesso sede di progetti di servizio civile per i ragazzi italiani, che lo svolgono appunto facendo attività di sensibilizzazione il più possibile collegate al proprio percorso personale di studi, alla propria attenzione, indole. E quindi questo è un'ottima modalità per agganciare appunto i giovani e metterci a disposizione un po' del loro modo di fare economia solidale. Ragazzi che fanno un percorso con noi per un anno e che poi portano il commercio ecosolidale nel loro luogo di lavoro. Siamo stati contattati ultimamente da diverse realtà. Proprio l'altro giorno parlavo con una agenzia di consulenza per il business, nella quale è entrata da poco una ex volontaria di un'organizzazione, in questo caso toscana, che ha portato il commercio equo nel suo luogo di lavoro e che ha detto: proviamo ad inserire anche le organizzazioni di commercio ecosolidale nel programma pro bono di questa grande agenzia di consulenza manageriale. Quindi è proprio un po' questa la modalità diversa, no? Di lavorare con i ragazzi per coinvolgerli in questa economia solidale. Chiudo per stare, diciamo, nei tempi previsti, spero di non avere troppo sforato, e mi piacerebbe lasciarvi con una citazione di Vandana Shiva, che tutti conoscerete, è una celebre attivista che già diversi decenni fa lottava, no, contro i brevetti dei cereali in India, nel suo territorio, e dove ha fatto quindi già a quel tempo scuola nella promozione dell'attività a favore dell'ambiente, che dice: l'economia estrattiva del profitto ad ogni costo ci ha portato sull'orlo di una crisi ecologica e ha polarizzato la società tra l'1% e il 99%. Il commercio ecosolidale basato sulla sostenibilità ecologica e la giustizia sociale è diventato un imperativo di sopravvivenza, e quindi il commercio ecosolidale si basa sul restituire alla terra e alla società. Grazie Nicole, davvero interessante questo escurso su Equo Garantito, che magari il più delle volte è conosciuto semplicemente per o più che altro per i punti vendita, invece in realtà è una realtà così diffusa e così varia e variegata, che quindi presenta davvero tante sfaccettature, soprattutto proprio per il coinvolgimento della società civile, dei giovani nella società effettiva, come parlava proprio anche il dottor Santini, parlava proprio di la comunità e la società che qualifica un territorio. Quindi grazie davvero. E continuando quindi su questa scia di attivazione, di essere attivi e proattivi nella nostra società, nel nostro territorio, passerei quindi la parola a questa fantastica realtà del progetto Quid, e che Vanessa Cento avrà la bontà di spiegarci e di approfondire. Prego Vanessa. Ciao, grazie mille. Innanzitutto buongiorno. Allora vado a condividere lo schermo nel frattempo. Ok, tutto regolare, giusto? Perfetto. Allora, innanzitutto mi presento. Sono Vanessa, io faccio parte dell'ufficio relazioni istituzionali e fundraising di Quid. Volevo intanto anche ringraziare i miei colleghi, insomma, che mi hanno preceduto. Grazie per i vostri interventi che ci pongono nel contesto perfetto per presentare Quid. Dunque, chi è Quid e che cosa facciamo? Quid è un'impresa sociale del Veronese che ha come obiettivo quello di offrire opportunità lavorative, opportunità professionali di crescita e formazione a coloro che vivono circostanze di fragilità lavorativa, quindi tutti coloro che per un motivo o per un altro si ritrovano ai margini del mercato del lavoro, talvolta addirittura
esclusi, con un focus particolare sulle donne, proprio perché purtroppo sappiamo che il mercato del lavoro a tutt'oggi ancora non è perfettamente egualitario nei confronti delle donne. Ma come lo facciamo? Lo facciamo attraverso il nostro brand di moda etica e sostenibile Made in Italy, Progetto Quid. Le collezioni di moda di Progetto Quid nascono proprio dal recupero di tessuti di eccedenza o di fine serie, appunto, che vengono recuperati sul territorio nazionale. Quando nasciamo? Nasciamo nel 2013 da un'idea di Anna Fiscale, che ad oggi è la nostra presidente e la fondatrice di Quid. Quindi nasciamo da una sua idea. Lei è giovanissima quando fonda Quid, ha 25 anni, con un background in economia e management, poi in relazioni internazionali, quindi lavora nella cooperazione internazionale, in particolare nel campo dell'empowerment femminile. Quando torna in Italia, sul suo territorio, decide di voler applicare questi modelli di empowerment femminile anche sul suo territorio e di farlo proprio mettendo insieme questi due aspetti, quello dell'empowerment femminile, quindi l'inclusione lavorativa di donne con fragilità, e la sua passione per la moda. E quindi così nasce Quid. Oggi Quid, Anna è presidente responsabile commerciale di Quid e guida un team di donne all'interno del management che è composto proprio al 78% esclusivamente da donne. Parliamo quindi di come effettivamente Quid abbraccia il tema della sostenibilità, in particolare il tema della sostenibilità integrata, quindi un po' quello che diceva Giorgia, no? Quindi sostenibilità sociale, sostenibilità economica e sostenibilità ambientale. Sostenibilità sociale perché proprio il nostro obiettivo è quello dell'inclusione lavorativa. Come avevo già detto precedentemente, inclusione lavorativa di persone con fragilità. Quindi, essendo noi come forma giuridica una cooperativa sociale di tipo B, abbiamo come obiettivo quello dell'inserimento lavorativo, ma non diciamo, includiamo esclusivamente le cosiddette categorie protette, ma abbracciamo anche più fragilità. Quindi pensiamo ad esempio a donne vittime di violenza, donne vittime di tratta, giovani NEET, rifugiati, richiedenti asilo, ma pensiamo anche ad esempio a donne disoccupate over 50 che magari hanno perso il loro posto di lavoro, lavoravano in un'azienda del tessile che ha chiuso, avevano una propria attività e si sono ritrovate disoccupate di lungo periodo e avrebbero avuto tantissime difficoltà poi a reinserirsi ovviamente nel mercato del lavoro. Quindi oggi siamo una realtà che conta 150 persone. Qui sono compresi anche i detenuti, perché abbiamo 2 laboratori all'interno del carcere di Montorio, che è il carcere sul territorio di Verona, 2 laboratori, uno nella sezione maschile e uno nella sezione femminile. L'84% di noi è donna, il 71% ha un passato di fragilità o ha avuto un passato di fragilità. Altro dato interessante che mi verrebbe da dire è che all'interno di Quid convivono e lavorano insieme tutti i giorni 20 nazionalità diverse, ma non solo. Anche che l'ambiente lavorativo di Quid è un ambiente ad alta diversità e anche intergenerazionale. La dipendente più giovane ha 20 anni, la più anziana ne ha 69. Quindi capite che è un ambiente così ricco di diversità, sicuramente non è sempre facile da gestire perché pone le sue sfide, però questa diversità è quel qualcosa in più che ci spinge poi a trovare delle soluzioni innovative tutti i giorni.
Passando appunto alla sostenibilità ambientale, come già anticipato, le collezioni di moda di Progetto Quid nascono proprio dal recupero di tessuti che sono tutti tessuti di eccedenza o di fine serie, quindi non sono scarti, ma sono tessuti che sono stati messi da parte da brand di moda, da aziende del tessile e così via, per una serie di motivazioni. Possono essere metrature troppo ridotte, potrebbero essere piccoli difetti nel tessuto, oppure una richiesta del tessuto che diciamo non rispettava le aspettative del brand, e quindi tutti questi tessuti sono stati messi da parte, rimarrebbero nei magazzini finché purtroppo a un certo punto, come tutti sappiamo, sarebbero destinati al macero. Il macero del tessile è una, diciamo, delle cause più forti di impatto negativo sull'ambiente. Nel 2020, scusate, abbiamo recuperato circa 315 km di tessuto, e dal 2013, quindi dall'anno in cui siamo nati, sono stati recuperati oltre 1000 km di tessuto. Adesso, se voi di tessuti che altrimenti sarebbero stati destinati ovviamente al macero. Questo è fattibile naturalmente grazie alle collaborazioni che abbiamo sul territorio con tantissimi fornitori di tessuto, circa 52, fra brand di moda, aziende del tessile, aziende del manufatturiero e così via. Queste partnership ovviamente sono fondamentali per continuare a portare avanti la nostra missione. Naturalmente tutto questo è fattibile ed è naturalmente sostenibile nel tempo grazie a una sostenibilità economica. Quindi il nostro brand viene distribuito, quindi le nostre collezioni sono distribuite in 10 negozi monomarchia, quindi a marchio indipendente, che vendono esclusivamente le nostre collezioni. 10 negozi principalmente situati nel nord Italia, quindi naturalmente a Verona, ma anche a Milano, a Genova, Bassano del Grappa, Mestre e così via. Una rete di 70 negozi multibrand, quindi negozi che rivendono anche parte delle collezioni, e naturalmente il sito e-commerce che potete immaginare nel 2020 è stato naturalmente una manna dal cielo. Questo è un canale. Il secondo canale di vendita fondamentale per noi è il canale B2B, quindi business to business, quindi tutte quelle collaborazioni che nascono con brand di moda, ma anche lifestyle piuttosto che il reparto cosmesi, per cui ci proponiamo come fornitore etico. Quindi tutte collaborazioni che nascono, in particolare sono collezioni di accessori principalmente, proprio dalla volontà di portare avanti, diciamo, quella che è la nostra missione, sia da un punto di vista sociale che anche da un punto di vista naturalmente ambientale, con dei partner che ovviamente condividono questi valori, che siano più orientati verso ovviamente la sostenibilità sociale piuttosto che quella ambientale. Sono tutte collaborazioni sicuramente molto importanti e molto positive, che generano anche naturalmente valore aggiunto sul territorio. Io forse sono andata un po' veloce, comunque avrei terminato. Qui ci sono ovviamente tutti i riferimenti, i miei contatti, ma anche tutti i riferimenti social di Quid e di Progetto Quid, quindi se volete, ecco, andare a dare un'occhiata proprio a quello che facciamo un po' più nello specifico, proprio anche vedere i nostri capi, sapete dove trovarci. Grazie Vanessa per questo excursus. Sei rimasta tranquilla, sei giustissima nei tempi, e anzi ci dai anche l'opportunità per poter estendere un po' di più la nostra sessione di question and answer. Quindi adesso, come abbiamo anticipato all'inizio dell'evento,
comincerà una specie di giro di tavolo tra i 3 relatori che gentilmente hanno acconsentito a rispondere alle domande. Chi volesse intervenire, avesse voglia di portare un proprio contributo all'evento, può, come ho detto, utilizzare la chat che verrà letta, o comunque prenotarsi usando la mano alzata, la manina. Rompo il ghiaccio io facendo una domanda a testa per ciascun relatore, quindi useremo questo approccio del giro di tavolo, quindi una domanda e poi la risposta del relatore e così via. Io quindi mi rivolgo di nuovo al dottor Santini, ancora buongiorno, e faccio riferimento un po' all'esperienza che sto vivendo col progetto EmployC, in cui stanno collaborando assieme soggetti pubblici e privati appartenenti a diversi settori, dalla formazione professionale alla cooperazione allo sviluppo. Quindi si tratta, quello di EmployC, di un consorzio molto eterogeneo che ha deciso di confrontarsi e di lavorare su un tema comune e molto sfidante. Anche uno degli obiettivi di ASVES, abbiamo capito, è proprio quello di promuovere una visione integrata di sostenibilità. La domanda che quindi sorge un po' spontanea è quella di capire qual è stata per ASVES l'esperienza nella promozione di partnership integrate e anche diverse sul territorio veneto. Cosa è stato fatto fino adesso, qual è stata la strada percorsa e quali, a suo parere, potrebbero essere le nuove sfide che si vedono all'orizzonte proprio per costruire questa partnership così, per far funzionare anche in maniera positiva e che questa partnership che sia proprio un volano di sviluppo. Grazie. Sì, rispondo molto volentieri perché è uno degli obiettivi proprio di ASVES, quello di riuscire a far collaborare insieme le varie realtà, insomma, che sono attraversate, come avete stato detto bene, dal tema della sostenibilità. Naturalmente non è assolutamente semplice, nel senso che quello che noi abbiamo notato, cioè noi abbiamo fatto una scelta, siamo un'associazione appunto che associa delle altre associazioni o anche singole persone, e in nome della sostenibilità nelle 3 dimensioni che ho detto, e lo facciamo con lo stile un po' della sostenibilità, no? Cioè il riferimento molto rigoroso all'Agenda 2030 e quindi ai 17 obiettivi che, come credo sappiate, svariano sui diversi campi, insomma, no? Sulle 3 dimensioni che abbiamo citato, quindi il sociale, l'economico e l'ambientale nelle diverse coniugazioni, insomma, dalla povertà alla fame, al lavoro, all'ambiente, alle città, ai territori, la rigenerazione urbana, insomma, tutte le cose che potete immaginare senza dilungarmi su questo. E abbiamo fatto una scelta proprio di essere a fianco delle associazioni. Cioè essere una sorta di agente che fa in modo che chi si occupa di questi temi direttamente, di magari ognuno di questi temi, abbia però la capacità e la propensione a misurarsi anche con le altre dimensioni, come richiede appunto la sostenibilità. Allora possiamo dire che l'esperienza finora è stata positiva, diciamo con una differenza, con una valutazione che ci salta agli occhi, cioè per noi è molto semplice ed è anche, in genere va anche molto bene, ci sono ottimi risultati, lavorare come ASVES con una singola associazione, che quindi ha la capacità di misurarsi con i problemi che ci sono. È un po' più difficile far lavorare insieme le associazioni su un progetto di carattere generale. Questo è un po' il punto. Quindi non possiamo dire che troviamo chiusure nelle associazioni, perché come dicevo abbiamo fatto tantissime esperienze in questi 3 anni ormai che siamo in attività, perché è una cosa abbastanza recente, insomma nasce con poco dopo l'Agenda 2030, quindi che è del 2015, quindi nasce nel 2018 la nostra esperienza. E in questi 3 anni abbiamo lavorato molto bene con tante associazioni, sia associazioni di tipo produttivo, sia associazioni di tipo sociale, sia associazioni di tipo ambientale. Il passaggio poi però
del confronto con le istituzioni da un lato, quindi con chi dovrebbe poi anche regolare un po' questa materia, no? Perché come sapete dall'Agenda 2030, che è un'agenda vincolante ai singoli paesi, con verifiche a livello di ONU ogni 4 anni per vedere a che punto sono i singoli paesi. Poi sono nate le strategie della sostenibilità sia nazionale che regionale. E quindi adesso è diventata anche, diciamo così, una sorta di, non è un obbligo formale, ma di obbligo morale aderire a queste strategie. Però, ecco, farlo nel proprio settore è in qualche modo più semplice, farlo in modo integrato presenta ancora alcune difficoltà. Devo dire anche, senza che questa sia una critica, perché non è una critica, è una constatazione, anche c'è difficoltà anche da parte delle istituzioni a giocare questo ruolo in maniera forte. Insomma, no? Per esempio il Veneto è stata una delle prime regioni, anche su spinta che veniva dal basso, insomma da noi, da altri, a dotarsi di una strategia dello sviluppo sostenibile, però fa fatica a fare adesso gli altri passi, no? Gli altri passi che sono più... Ecco, e quindi l'esperienza va sicuramente portata avanti. La dimensione dell'integrazione è una dimensione necessaria, tanto più nel settore, diciamo così, dell'economia sociale, dell'economia solidale, perché è il fattore, direi, prioritario. Naturalmente ci vuole anche molta attenzione a tutti i livelli nel favorire questa capacità di integrazione. Come dicevo prima, i 17 obiettivi della sostenibilità sono tutti quanti strettamente intrecciati e presentano tutti quanti tutte le 3 dimensioni. Anche questo progetto che voi che si porta avanti, no, di formazione sull'economia sociale e solidale, ha bisogno di questa capacità di integrazione per tutte le cose che meglio di me sono state dette anche negli altri interventi. Naturalmente l'esperienza finora, siamo anche relativamente giovani, insomma 3 anni non sono ancora tanti, però ci dice che la strada è giusta a nostro avviso, ma dobbiamo ancora, come dire, trovare le modalità migliori per andare avanti. Adesso cerchiamo, visto che il banco di prova di cui parlavamo all'inizio, cioè questa fase che si apre, che non era prevista in questi termini, no? La post pandemia, che è un po' una sorta di reset del mondo di prima per andare verso un altro mondo sia economico che sociale che ambientale, esige proprio che ci sia questa capacità di viverla nella dimensione integrata che veniva detta, perché da soli non si va da nessuna parte, nessuno, né le istituzioni, né le imprese, né le associazioni sociali, né quelle economiche, eccetera. E quindi è molto importante che ci sia questa capacità di integrazione nel territorio tra settori diversi, perché la dimensione della sostenibilità e della vivibilità è anche ancora di più quella sociale e solidale, ha bisogno proprio di una forte integrazione. Quindi siamo, diciamo, all'inizio di un percorso, ci sono delle positività, per esempio magari ne parleremo anche ulteriormente. In Veneto, come abbiamo sentito dall'ultimo intervento e dagli altri interventi anche, ma l'ultimo mi ha colpito anche per il fatto che sul tema dell'economia, per esempio circolare, cioè la capacità di non generare rifiuti inutilmente, ma di saper riutilizzare, c'è una grande esperienza, c'è molto movimento, molta voglia di fare, che dà il segnale, insomma, che il terreno è un terreno su cui si può lavorare. L'economia circolare sarà, anche per la formazione che bisognerà fare, uno degli elementi più importanti dei prossimi anni, perché le risorse non sono infinite e la capacità di non sprecarle, a partire da quelle alimentari e quelle diciamo di altra natura, è fondamentale. E quindi una coscienza forte proprio a livello sociale della necessità di rinnovare non solo le energie con cui si manda avanti il mondo, ma anche i prodotti, le risorse che vengono utilizzate per produrre i vari beni, è fondamentale. Quindi
diciamo che, per dirla con una battuta un po' così, no? Il bicchiere non è vuoto, non è forse neanche mezzo pieno ancora, ma sta andando verso, si sta riempendo. Naturalmente bisogna lavorare molto sul piano della sensibilità, della formazione, della conoscenza, ovviamente dell'impegno disinteressato e diretto, personale, perché secondo me questa integrazione è fondamentale, ma ha bisogno ancora che ci si lavori. Grazie per la risposta davvero esauriente. Vedo una domanda da parte, sempre per lei, da parte di Silvia Genero, che chiedo quindi se può, prego, la parola a te. Sì, ecco, buongiorno, buongiorno a tutti, anche per la possibilità di fare una domanda al dottor Santini. Volevo chiederle, io diciamo, monitoro regolarmente il sito di ASES perché sono molto interessata a tutte le tematiche sullo sviluppo sostenibile e ho visto un sacco di attività, gruppi di lavoro, eventi. Volevo chiederle, avete in qualche modo, visto che si sta chiudendo quest'anno 2021, già elaborato i risultati concreti di queste attività? Nel senso, c'è un modo di capire poi che impatto c'è stato, o anche per ripianificare anche eventualmente le attività dell'anno prossimo? Oppure non, queste riflessioni, non so, sull'impatto delle attività, magari le farete in un secondo momento? Perché mi interessa molto un po' questa cosa dell'impatto, come misurare anche l'impatto delle variazioni dei, non so, eventi, gruppi di lavoro. Ecco, quindi volevo chiederle un po' questa cosa. Non so se sono stata chiara. Chiarissima. Ok, grazie. Il tema, posso rispondere? Sì. Prego, 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 la Il, parola a lei. il tema che viene posto è il nostro principale cruccio, diciamo, perché siamo in una fase ancora, nonostante ci siano passi in avanti prima importanti, siamo in una fase in cui non è ancora facile misurare quanto le cose che vengono dette, perché c'è uno sforzo, devo dire, anche promosso da noi, ma anche proprio di ogni associazione, penso a quelle economiche, a quelle sociali, ma lo stesso terzo settore, insomma c'è uno sforzo a misurarsi in queste cose, però gli impatti sono ancora impatti, diciamo così, difficili da quantificare. Di sicuro, io quello che posso dire di sicuro è che rispetto a 3 anni fa, quando abbiamo iniziato, molte associazioni, sulla nostra spinta e anche per la loro ovviamente sensibilità e attenzione, hanno fatto dei grandi passi in avanti all'interno delle associazioni. E anche, per esempio, citavo prima l'esempio dell'economia circolare, il Veneto è una delle realtà a livello nazionale anche che ha con più decisione imboccato questa strada in alcuni settori, anche in maniera importante. Ecco, non è sicuramente merito nostro, non è merito di chi l'ha fatto, ma insomma sono dei risultati che vanno gestiti. Però misurare l'impatto molto in maniera, diciamo così, come lei chiedeva, onestamente è ancora un impatto che ha necessità di crescere, insomma, che deve essere coltivato. Siamo appunto siamo in un percorso. Io quello che sostengo con molta forza, lo sostengo anche con tutte le associazioni e con la regione, e noi ci siamo dati anche dei progetti, insomma, di aiutare proprio questo percorso. L'occasione che la storia e le vicende che tutti conosciamo degli ultimi 2 anni ci hanno messo in campo, questa occasione non va sprecata, perché adesso è stato anche un pochino usato troppo questo termine resilienza, no? E io non voglio, però resilienza vuol dire una cosa molto 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 importante, che forse non è ancora ben conosciuta. Cioè la resilienza è la capacità di ripartire, naturalmente, ma in un modo da poter resistere
ai futuri shock, che come ci sono stati quelli finanziari nel corso nel primo decennio, diciamo del 2020, del 2000, no? La grossa crisi finanziaria, adesso lo shock derivante dalla pandemia, lo shock che speriamo di evitare, che sarà collegato purtroppo ai cambiamenti climatici se non operiamo prima. Allora la domanda che noi dobbiamo farci è, per quello la sostenibilità deve entrare nella vita quotidiana. Stiamo costruendo delle condizioni che ci permetteranno di resistere ai futuri shock che di fatto si stanno già incubando, no? Quello climatico si sta già incubando anno per anno nella nostra vita, o no? Allora in questa domanda il tema della sostenibilità diventa un tema non, diciamo così, un optional, ma un obbligo se vogliamo evitare i futuri shock, se vogliamo davvero utilizzare questa disponibilità anche di risorse nazionali, europee per il futuro, per il prossimo futuro, sono già in corso questi programmi, ecco, dobbiamo usarli bene per costruire appunto una società, un'economia, un diritto di cittadinanza che sia resiliente, nel senso che sappia resistere a tutti gli shock e che non costringa le persone anziane, per esempio, o le persone povere, o le persone che vivono in contesti ambientali complicati, a dover essere le vittime, le prossime vittime degli shock che se noi non operiamo bene inevitabilmente si produrranno. Insomma, quello climatico è sotto gli occhi di tutti, anche in questi giorni a Milano, no? In questo incontro che dovrebbe avviare, speriamo, questa benedetta COP26 per dare linfa al percorso che riguarda gli interventi da fare per contrastare il surriscaldamento dell'ambiente, ma ci sono anche tanti altri shock di natura, oltre a questo che è gravissimo, sociale, di natura economica, li abbiamo visti anche prima, che debbono essere assolutamente affrontati con uno spirito diverso di sostenibilità. Guardate che, come non so se avete notato una cosa, insomma, che è approvato in Europa, quindi è già approvato, un programma che si chiama nel 35, insomma, nel 2035, dal 2035 non si potranno più vendere, commerciare automobili con, diciamo, che utilizzano energia di tipo fossile. No? Questo vuol dire che al 26, 27, 7, 8 anni prima bisognerà smettere la produzione di queste automobili. Cioè, la struttura economica è tutta, in grandissima parte, anche quella del tessuto economico, per esempio del Veneto, è in grandissima parte condizionata dalla produzione collegata a quel tipo di automobili. Quindi è chiaro che siccome quella cosa bisogna farla, adesso ci saranno delle proteste, si tenterà di rinviare, ma sarebbe proprio veramente bisogna farla questa cosa, per i motivi che abbiamo detto prima. Se non riduciamo le emissioni non riusciamo a non surriscaldare l'ambiente e quindi tutte le conseguenze poi saranno molto più pesanti sui paesi, sulle città, sulle persone, sulle comunità, eccetera. Allora bisogna prepararsi a questa cosa qua e bisogna farlo in termini, e allora sì, bisogna dire che le risorse che abbiamo in campo vanno utilizzate per la sostenibilità, in questo caso ambientale, per trovare, per promuovere forme di energia diversa, rinnovabile, che non abbia le controindicazioni che ha. E quindi io conto che la forza degli avvenimenti, se ben, diciamo così, spiegata, e questa è la funzione anche di ASVES, se ben studiata, se ben diffusa nel corpo sociale, nel corpo economico, nelle realtà istituzionali, possa, ci auguriamo, fare quei passi che finora non abbiamo fatto. Mi scuso per la lunghezza, ma è un tema a cui ci tengo molto perché è il punto discriminante della nostra civiltà, almeno per il pezzo di vita che noi, insomma, che abbiamo, io ho un po' più di anni di voi, ma insomma, che dobbiamo affrontare e bisogna non sprecarlo, perché l'incrocio capita in questi 10-20 anni, l'incrocio, ecco, e come negli incroci fisici, sbagliare strada sugli incroci crea tanti danni dopo, no? Allora bisogna cercare che questo incrocio
di capirlo per tempo e di affrontarlo con tutta la convinzione, tutta la vedutezza e tutta la capacità di realizzare, perché diversamente i nostri figli, insomma, già noi, ma i nostri figli non avranno una bella eredità da questa nostra generazione. Grazie mille. Grazie, dottor Santini. Immagino che abbia risposto in maniera molto, molto esaustiva alla domanda. Vedo un'altra mano alzata. Prego. A chi vorrebbe fare la domanda? Posso? Sì, buongiorno, salve. Buongiorno a tutti e se possibile vorrei innanzitutto complimentarmi veramente con tutti i relatori che sono intervenuti, perché questa sessione è stata veramente molto interessante e anche ricca di spunti, quindi a prescindere da a chi vorrà porre la domanda, veramente ho trovato tutti gli interventi davvero interessanti. Però in particolare devo dire che ho seguito con una certa curiosità l'intervento sul progetto QUID, e che sono onesta, prima non conoscevo, e devo dire che mi pare che si ponga davvero come un brand non solo sostenibile ma anche inclusivo, diciamo, anche in un'ottica di innovazione sociale, quindi davvero mi sembra un'iniziativa lodevole e molto efficace. Quindi a questo proposito vorrei fare una domanda a Vanessa Cento, se è possibile. In particolare, diciamo, in che modo, privilegiando una scelta economica sostenibile, possiamo dare slancio alla creatività e innovazione? Dico in un'ottica a 360 gradi, quindi partendo dalle materie prime fino alle tematiche che si vanno via via affrontando. Questa è un po' la mia domanda. Grazie. A lei. Grazie. Allora, sicuramente la scelta di un'economia di questo tipo, soprattutto diciamo quando è stata fatta, è stata una scelta abbastanza innovativa, nel senso che chiaramente Anna, essendo molto giovane, quindi sicuramente c'era anche una parte, no, di inesperienza proprio per quanto riguarda l'economia sociale. Dall'altro, essendo anche un'imprenditrice donna, quindi anche dovendosi confrontare poi con degli altri interlocutori che non sempre sicuramente erano molto attenti, ecco, sicuramente non è stato facilissimo all'inizio. Secondo me, ecco, la chiave è quella di aver avuto da sempre diciamo un cuore circolare, quindi non si parla di responsabilità sociale di impresa, quindi di un qualcosa che è venuta diciamo poi in corso d'opera, quindi non è un'impresa che nasce con l'obiettivo di generare profitto o con l'obiettivo di creare collezioni di moda, ma è un'impresa che nasce, noi diciamo un po' circolare per natura, quindi tutti i processi dal recupero del tessuto fino poi alla distribuzione della collezione, con ovviamente sempre presente l'obiettivo principale che è quello dell'inclusione lavorativa, scusami, nascono proprio così. Quindi è questa, diciamo, la chiave, no? Il modo per mantenere sempre attiva l'innovazione e la creatività. Proprio perché l'innovazione nasce da questi processi che mettono sempre al centro la persona, quindi chiaramente non è sempre una produzione, diciamo, i processi non sono sempre perfettamente lineari, nel senso che al centro poi c'è la formazione, ci sono tutti i percorsi che vengono fatti, no? Per le persone che vengono inserite, piuttosto che ovviamente lo studio del prodotto, ad esempio dall'altra parte, è uno studio del prodotto tra virgolette un po' diverso dallo standard, no? Nel senso che si parte proprio dalla materia prima. Piuttosto che, come per altre aziende di moda, partire dalla collezione, ad esempio. Quindi è proprio l'essere circolari per natura, mettere la persona al centro, essere sostenibili per l'ambiente, che
diciamo, è quella scintilla in più per generare processi innovativi e anche per dare spazio alla creatività delle persone dal lato dell'inclusione lavorativa e anche la creatività da un punto di vista proprio di moda sostenibile. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, 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 grazie davvero e anche per questi spunti, questi retroscena sicuramente interessanti e di nuovo complimenti per Grazie. l'iniziativa, per il progetto. Grazie. Silvia, vedo un'altra mano alzata di Silvia Giop. Sì, buongiorno a Prego. tutti. Intanto grazie mille a tutti per gli interventi davvero tutti interessanti. Io in realtà avevo una domanda per Nicola Arena, perché Equo Garantito è una realtà che già conoscevo. Quello che volevo capire però è qual è stato l'impatto della pandemia sulla vostra realtà, in particolare quali sono state le scelte e le strategie che Equo Garantito e anche magari le realtà collegate hanno adottato per affrontare questo periodo. E poi volevo capire tra queste strategie, queste scelte che avete adottato, cioè se queste strategie si possono definire in qualche modo sostenibili, cioè possono essere portate avanti ed essere un po' il seme per un nuovo tipo di sviluppo. Grazie. Ciao Silvia, grazie per la domanda. Sì, diciamo che ovviamente come in tutti i campi la pandemia è stata una bomba, no? Che ha seminato inizialmente il panico nelle nostre organizzazioni, nostre socie e internamente in Equo Garantito e che ha portato a mettere in atto delle dinamiche, come diceva il professor Santini, di resilienza effettivamente, perché bisognava capire come avere a che fare con questa situazione modificata, ma anche in un'ottica appunto futura e di future necessità di riproporsi di queste situazioni. Quello che ha caratterizzato le organizzazioni socie di Equo Garantito è stata una grande capacità di resilienza e di flessibilità per vari motivi. Prima di tutto perché tutte le organizzazioni sono fortemente radicate sul territorio e quindi fanno proprio riferimento a una comunità di supporto a partire dai loro soci, ma non solo. E questo è stato quello che ha aiutato nel riorganizzarsi molto velocemente e con molta appunto dinamicità. Altro aspetto è il fatto che comunque per il tema della sostenibilità economica di cui parlava anche Vanessa Cento, comunque le organizzazioni di commercio equo da anni avevano a che fare con le dinamiche, gli alti bassi del mercato, delle situazioni, i contesti locali delle varie organizzazioni, quindi c'era già una forte attenzione a capire come gestire i momenti difficili e reagire ai momenti difficili. Ovviamente, l'online è stato, come un po' in tutti i campi, un po' in tutti i settori, un forte aiuto. Quindi tutte le organizzazioni si sono appunto dotate, per chi non l'avesse già, di un sito web che desse la possibilità di acquistare, di vendere appunto online, ma si sono inventate anche altre modalità parallele, quindi semplicemente un ordine via WhatsApp consegnato magari in bicicletta dai biker locali o dalle appunto altre realtà di consegna del territorio che erano fatte in modalità sostenibile. Però appunto, come dicevo, il supporto dei soci è stato fondamentale e quindi, ad esempio, la prima Pasqua che si è, sapete che, o se non sapete, il cacao e la cioccolata è uno dei prodotti storici coloniali, quindi di punta del commercio ecosolidale, dalle filiere ecosolidali, e quindi il momento della Pasqua dal punto di vista commerciale è un momento estremamente importante per le nostre organizzazioni. I segnali che avevamo da tutte le realtà erano che le uova di Pasqua sono finite in tutte le botteghe, cosa che magari non succedeva prima, perché ovviamente c'è stata questa chiamata a supporto e perché quindi le persone socie si sono attivate a maggior ragione
durante la pandemia per acquistare uova ecosolidali quest'anno, magari cosa che non avrebbero fatto prima, e per aiutare la propria cooperativa a, diciamo, appunto, avere a che fare con questa situazione. E il collegamento con l'economia solidale del territorio è stato supportato. Già le botteghe del mondo sono appunto un luogo in cui si può acquistare la cassetta bio del territorio, si possono acquistare i prodotti magari caratteristici delle cooperative sociali del territorio, si possono acquistare le linee di abbigliamento Quid ovviamente, non solo nelle punti vendita del Veneto, ma in tutti i punti vendita italiani. C'è stato proprio un rafforzarsi di questa cosa, perché le persone che non potevano a quel punto così facilmente spostarsi e andare al supermercato, oltre a volere di più acquistare locale di prima, perché un po' comunque questa scossa, questo ripensamento in generale c'è stato, ma hanno utilizzato ancora di più gli strumenti locali di consegna e quindi la possibilità di ordinare la cassetta online, e le botteghe del mondo, che erano già comunque un punto di questa economia solidale, hanno supportato quindi questa cosa. Quindi più, ad esempio, coltivatori del territorio sono entrati nella rete di distribuzione delle botteghe. Quindi da questo punto di vista c'è stato veramente un boom che è continuato con alti e bassi anche nei mesi successivi. Quindi in realtà, proprio perché si tratta di realtà appunto radicate nel territorio, le organizzazioni di commercio ecosolidale, che già venivano da anni difficili comunque, non hanno avuto, devo dire, a livello italiano, abbiamo dato questa lettura, tutta questa difficoltà nell'anno in particolare della pandemia. Il problema sarà il futuro, e quindi, ad esempio, una cosa che si è riscontrata con molta difficoltà sono state le relazioni con i produttori del sud del mondo, le difficoltà nell'importazione del prodotto, i ritardi nell'importazione del prodotto, e ad esempio dal punto di vista dell'artigianato e dell'abbigliamento, questo, come potete immaginare, è molto duro, perché ovviamente un capo previsto per la collezione invernale non può essere venduto se arriva qualche mese dopo, ovviamente. E quindi questo è, diciamo, un'altra... Si stanno proprio un po' ripensando le relazioni con i produttori, anche perché nel nostro caso c'era molto scambio. Le centrali di importazione facevano molti viaggi per sviluppare insieme un prodotto. Tutto questo ora è molto più difficile, anche perché noi siamo in una situazione, per fortuna, in questo momento sotto controllo nel paese, ma i lockdown continuano ad esserci. Ad esempio il Vietnam è appena uscito da un altro lockdown, quindi i lavoratori continuano a essere bloccati, insomma, non poter andare a lavoro, gli importatori non possono viaggiare per andare a lavorare con loro, e quindi si fa molto più online. Chiudo solo dicendo che dal punto di vista di equo garantito, ci si è molto sentiti come organizzazioni, si è molto cercato di lavorare insieme ancora di più del solito. Sui valori è stata sviluppata una campagna che è stata chiamata Io non torno indietro. Trovate anche il sito web Io non torno indietro, in cui abbiamo proprio voluto cercare di cavalcare quest'onda che sembrava un po' germogliare autonomamente nelle persone, di voler ritornare a dare più attenzione al cibo non solo, ma a diverse dinamiche proprio di sostenibilità, e quindi abbiamo cercato di supportarla con molto materiale informativo che è presente quindi su questa piattaforma. Abbiamo fatto un ciclo di webinar invitando molti esperti a partecipare alle nostre, diciamo, chiacchierate, quindi è un po' questo il messaggio che si è voluto dare. Essendo, diciamo, un po' una diramazione italiana di una campagna che si chiamava similmente Build Back Fairer, quindi appunto ricostruire, no, in maniera più equa, che è stata lanciata dal movimento invece internazionale del commercio ecosolidale, che aveva tutta una serie di attività più a supporto dei produttori, ma anche fortemente il valore di dire andiamo avanti con molta più attenzione appunto alle interconnessioni tra gli SDGs di cui abbiamo un po' parlato tutti. Grazie mille. Grazie. Scusatemi, grazie Nicole. Vedo invece che si è prenotata Elisa De Martini. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io tutti gli intervenuti per gli spunti che ci sono stati dati. Ecco che credo da un lato ci abbiano allargato gli orizzonti della conoscenza, ma che dall'altro siano arrivati al cuore, ecco, di ciascuno di noi,
proprio per sensibilizzarci su queste tematiche che in fondo possiamo definire, almeno a mio avviso, ormai necessarie. Ecco, proprio su questa tematica della sensibilizzazione vorrei fare una domanda al dottor Santini. Sappiamo, ecco, che in questi giorni si sta tenendo questo Festival dello Sviluppo Sostenibile, che possiamo definire sia la più grande iniziativa italiana di sensibilizzazione, che da un lato appunto credo coinvolga tutte le imprese, le associazioni, ma dall'altro anche i cittadini, i giovani, ecco. Dal suo punto di vista, quale potrebbe essere il coinvolgimento, parlando proprio a livello locale, delle realtà venete? Proprio ora che c'è questo moto di ripresa, da un lato un po' della socialità, ma dall'altro anche della ripresa economica. Grazie. Sì, grazie della domanda, perché effettivamente ieri proprio è cominciato il Festival nazionale, si fa ogni anno dello sviluppo sostenibile, perché viene promosso dall'ASVIS a livello nazionale, vede coinvolto anche noi, l'ASVES, che siamo in realtà insomma collegati strettamente ad ASVIS. L'unica differenza è che noi a nome dell'ASVIS operiamo direttamente nel Veneto, insomma, no? Da qui, perché siamo convinti che bisogna partire anche fare la propria parte nei territori, nelle realtà in cui si vive. Beh, allora, il lavoro di sensibilizzazione è un lavoro che deve continuare sempre. Ecco, noi quest'anno affrontiamo qui in Veneto, diciamo facciamo tre incontri, insomma tre iniziative. Cominciamo proprio il giorno 8 ottobre, poi ce n'è una il 12 e una il 14, su tre argomenti che riteniamo molto importanti. Il giorno 8 di ottobre accendiamo un faro su un problema che in Veneto è molto, insomma, è molto conosciuto, parlandone tra persone, poi di cui però su cui si riesce a fare poco, cioè il fatto che abbiamo una larghissima fetta di lavoro irregolare nella nostra regione, insomma, come in altre regioni anche, soprattutto derivante dalla presenza e dal lavoro delle persone che vengono dall'estero, insomma, degli immigrati. E poniamo con forza il problema, che con una serie anche di studi che sono stati fatti, che presenteremo appunto il giorno 8. Questo incontro si farà a Vicenza presso la sede degli artigiani. Lanciamo un messaggio che non solo bisogna regolarizzare il lavoro, ma bisogna utilizzare meglio, insomma, questa risorsa di persone che vengono a lavorare da noi, di cui abbiamo bisogno numericamente oltre che qualità, e che invece vengono, come dire, di fatto gestite da piccole o grandi reti illegali, qualche volta anche di tipo etnico, cioè che partono dai loro paesi e che si piantano qua nel disinteresse generale, insomma. Cioè il caso è esploso un po' per la vicenda, non so se avete sentito, di una grande azienda qui della zona tra Basele e la Grafica Veneta, ma in realtà è un fenomeno che da anni funziona, ed è un fenomeno in crescita, nel senso che ci sono molti immigrati che vengono a lavorare, ma sono nei vari settori, dalle costruzioni all'agricoltura, pensate al turismo, pensate in generale ai settori anche produttivi, eccetera, eccetera. Quindi facciamo una cosa di questo tipo qua, naturalmente coinvolgendo tutti i soggetti, quindi coinvolgendo le istituzioni, la regione, coinvolgendo le categorie economiche, coinvolgendo chi opera nel sociale, per cercare di influire poi sulla capacità. E provocatoriamente noi diciamo che va stabilito un diritto, insomma, che chi viene a lavorare nella nostra realtà deve essere non solo regolarizzato, ma deve essere anche
formato in maniera adeguata, insomma, perché non possiamo pensare che il lavoro dei prossimi anni sia un lavoro dequalificato, sia un lavoro irregolare, sia un lavoro ai limiti della... Quindi diciamo questo è l'obiettivo 8 dell'Agenda 2030, il lavoro dignitoso, lo mettiamo in pratica nella nostra realtà cercando di lanciare un messaggio. Coinvolgiamo tutte le categorie economiche, coinvolgiamo la regione, coinvolgiamo gli studiosi, ci sarà una relazione della Fondazione Moressa, che è una fondazione che da anni si occupa di quella che definisce con una bella affermazione l'economia dell'immigrazione, no? Perché anche l'immigrazione è diventata un fattore dell'economia, e quindi lo misura il Veneto, lo misura in maniera molto dettagliata, e come sempre insomma conoscere è il primo passo per poter anche poi agire. Ecco, poi facciamo altre 2 iniziative, una sulla dimensione etica della sostenibilità, e ci sarà un incontro proprio a cui parteciperà anche il vescovo, comunque la realtà del mondo cattolico, il giorno 12, parteciperà anche il nostro presidente nazionale a questo incontro, perché la sostenibilità ha bisogno di forti motivazioni, bisogna essere convinti che è proprio necessario, insomma, no? Ci sono state 2 encicliche importanti da parte del Pontefice, la Laudato Si e poi la Fratelli Tutti, che pone questo problema con molta forza, ma è un problema che va fatto camminare anche poi nelle realtà, e questo confronto ci pare anche il modo perché la realtà del mondo, del nostro territorio, insomma, sia sollecitata. L'ultima iniziativa è il 14, ne abbiamo parlato anche un attimo fa, ed è una bellissima iniziativa che tra l'altro sarà online, quindi magari vi consiglio anche, se potete, di partecipare a tutte, ma questa qua è più facile partecipare perché sarà online. Presentiamo alcuni casi, diciamo, sia a livello di università, sia a livello di altre iniziative di economia circolare in atto, fortemente in atto, cioè e soprattutto cerchiamo di definire poi con il contributo di tutte le realtà produttive, di contribuire a fare una legislazione, insomma un supporto all'economia circolare per il Veneto molto più forte di quello che già si fa. Insomma, ci sono alcune proposte di legge che sono adesso in corso. Noi vogliamo far diventare l'economia circolare quella che conosciamo forse meglio, cioè la raccolta differenziata dei rifiuti, ma quella anche molto più ampia che riguarda tutti i fattori produttivi, anche che deriva dall'economia circolare, utilizzando diciamo quello che viene lasciato, riutilizzando quello che viene lasciato, un po' l'esempio che ricordava anche Quid, insomma, no? È una forma di economia circolare fondamentalmente importante, farla diventare il settore principale, potrebbe diventare della nostra regione, perché davvero è un settore in cui si potrebbe veramente costruire una... Ecco, allora, queste 3 cose sono 3 eventi che ovviamente in sé sono una piccola cosa, ognuno di sé, però dovrebbero generare, a nostro avviso, poi una serie di conseguenze di impegno, di lavoro, di prospettiva che danno la possibilità. Ecco. Ci siamo occupati anche, ma non ce la facciamo in questo festival, di un problema collegato a un altro problema che nel Veneto è molto sentito, è il tema dello spopolamento delle piccole realtà, dei piccoli comuni, delle aree interne, dovute a tanti fattori, a quello ambientale, cioè il dissesto, a quello economico, la difficoltà di fare produzione, a quello demografico, il fatto che si spopolano perché non nascono più figli. È un altro tema che stiamo affrontando perché ha implicazioni sia ambientali, sia sociali, sia economiche. Ecco, tutto questo ovviamente lo affrontiamo nella logica anche di spingere molto sulla parità di genere, che è un po' il tema, un altro dei temi trasversali su cui stiamo lavorando, e quindi valorizzando esperienze che ci sono e che prevedono anche qualche passo in avanti su questo tema, insomma,
che è sempre un altro dei temi dal punto di vista sociale complicato da riuscire a smuovere per tutti i motivi che conosciamo. Ecco, quest'anno lavoriamo su questo. Poi naturalmente stiamo coltivando un piccolo sogno, insomma, che vediamo se riusciamo a realizzarlo. Cioè noi vorremmo costruire proprio quindi magari verremo anche a chiedere una mano, vogliamo costruire diciamo in modo così un po' improprio, insomma, una vera e propria scuola di sostenibilità, articolata magari anche nei diversi ambiti, ma una scuola che non sia una scuola, come dire, lontana, ma che sia proprio che parta dalle esigenze necessarie che ci sono di conoscenza e anche di conoscenza pratica. E questo è un'altra forma, diciamo, di formazione all'economia sociale, a nostro avviso, che si integra benissimo con il tema anche di cui oggi parliamo. Stiamo parlando con le istituzioni, appunto la regione, gli enti locali, perché già dagli amministratori sarebbe molto importante che ci fosse questa sorta di patente, diciamo così, no, di conoscenza della materia su chi amministra, perché nell'amministrazione si possono fare tante cose, e poi via via diffonderla un po' dappertutto. L'università si sta misurando su questo in alcuni settori, magari specifici, come per esempio l'economia circolare, però la dimensione complessiva della sostenibilità, cioè quella che esige anche la visione, un po' come dicevamo prima, di medio e lungo periodo, la visione proprio di cosa sarà l'economia, la società, le istituzioni nei prossimi 10, 15, 20 anni, secondo noi serve proprio che ci sia qualcosa di questo tipo che entra un po' dappertutto, cioè che pervade proprio la conoscenza personale e collettiva a tutti i livelli, perché se non c'è questa consapevolezza non ce la facciamo. Questo è il nostro sogno, vediamo se riusciamo, vorremmo partire dal 2022, quindi siamo abbastanza avanti anche nella elaborazione. Volevamo presentarlo in questo festival, ma non ce la facciamo, non siamo ancora pronti. Tra qualche mese penso che riusciremo, insomma, a dar vita anche a questo lavoro che, a nostro avviso, insomma, coinvolgendo ovviamente tutte le realtà che vogliono essere coinvolte, perché più realtà partecipano, più si riesce ad avere anche un effetto, un impatto, come si diceva prima, sulla realtà sociale ed economica della nostra regione. Questo per quanto riguarda noi, insomma. Grazie mille. Grazie, dottor Santini. E sono emerse davvero tante connessioni che proprio anche tra le realtà che sono intervenute, che rendono visibile la complessità, ma anche la bellezza di una società e di una comunità sostenibile, dove il lavoro e l'occupazione rappresentano un pilastro proprio fondamentale di questa sostenibilità. Ed è per questo che siamo quasi in chiusura, però c'è il tempo per altri 2 spunti. Volevo chiedere a Vanessa, proprio rispetto al progetto QUID, che abbiamo visto come una realtà davvero incentrata proprio sul lavoro e sull'innovazione e sull'inclusività sociale. Com'è che, in che maniera, quali sono le leve che QUID vorrebbe muovere per promuovere ancora di più l'occupabilità? Sappiamo che in QUID lavorano persone provenienti da diverse estrazioni, da diverse storie, con diversi passati, a volte dolorosi, a volte di difficoltà. Ma quali sono le leve che secondo voi si potrebbe muovere ancora di più per la promozione dell'occupabilità? Che questo appunto è un tema su cui si sta proprio intervenendo e insistendo molto. Spero di essere stata chiara nella domanda. Sì, benissimo. Allora, innanzitutto, secondo me il tema centrale, almeno per come noi diciamo, concepiamo, passatemi il termine, l'inclusione lavorativa, è quello che un po' è racchiuso nel nostro motto, no? I limiti sono punti di partenza, e questo proprio perché noi non ci soffermiamo, diciamo, sulla fragilità, quindi la fragilità che poi ogni persona porta con sé, no? Indipendentemente dal tipo di fragilità, perché naturalmente ci sono delle fragilità forse più evidenti, ce ne sono delle altre che sono più nascoste, però diciamo indipendentemente da questo ognuno di noi ha delle fragilità, no? Quindi
la chiave è quella di non vedere la fragilità, tra virgolette, nel senso tenerla presente, perché ovviamente poi ognuno ha la sua storia e quindi di conseguenza, no, anche i percorsi di formazione, di inserimento avviene in un modo specifico, ma ecco, di non soffermarsi esclusivamente sulla fragilità, ma di vedere oltre, anzi di utilizzare questo limite come un nuovo punto di partenza, proprio perché dietro queste fragilità ci sono talenti nascosti, ci sono competenze che non sarebbero altrimenti venute fuori, proprio perché diciamo, mascherate da queste fragilità che magari sul mercato del lavoro in realtà poi costituiscono delle barriere, no? Proprio in ingresso. E quindi questo secondo me è il tema centrale, quello di non soffermarsi sulla fragilità, ma coltivare i talenti, quindi strutturare dei percorsi così come noi facciamo in Quid poi tutti i giorni, strutturare dei percorsi di formazione, dei percorsi di carriera, proprio per aumentare questa famosa impiegabilità, no? Ad esempio anche quello che succede all'interno dei nostri laboratori del carcere, che l'obiettivo è proprio quello di aumentare l'impiegabilità dei detenuti. La casa circondariale di Montorio poi ovviamente è un carcere che prevede delle pene molto brevi, quindi non si parla appunto di percorsi di detenzione molto lunghi. Quindi diciamo il processo qual è? Quello di consentire ai detenuti non solo di trovare lavoro all'interno del carcere, che non è una cosa semplice, ma anche di poter proprio affrontare dei percorsi di formazione sia da un punto di vista di competenze tecniche, ma anche da un punto di vista, scusatemi, di competenze trasversali, che poi permetta loro, una volta scontata la loro pena, di usciti, quindi potersi reintegrare non soltanto all'interno della società, ma anche all'interno del mercato del lavoro. Quindi questo è l'obiettivo e secondo me ecco, lo strumento è proprio questo, di non soffermarsi tante volte sui limiti che ognuno di noi può avere. Alle volte magari sono dei limiti che sono visti come tali, ma che poi magari non lo sono, anzi, ma appunto trasformarli in punti di partenza. Quello che noi diciamo spesso è che la nostra missione inizia dove gli altri tendenzialmente mollano, no? Quindi dove il settore moda scarta, noi recuperiamo il tessuto, dove invece il mercato del lavoro esclude, noi coltiviamo talenti. Quindi secondo me ecco, la chiave è proprio questa, quella di non pensare all'inclusione lavorativa esclusivamente come l'impiego, quindi nel momento presente offrire un'opportunità di impiego, ma offrire opportunità di crescita, opportunità di carriera, opportunità di formazione che rendano poi effettivamente l'impiegabilità sostenibile nel lungo periodo. Grazie Vanessa, davvero molto, molto interessante. Grazie. Mi piace proprio il motto di Quid, è proprio davvero bello. E l'ultima cosa su cui volevo soffermarvi è proprio il fatto della formazione. Hai parlato anche tu in Quid della formazione che fate per raggiungere competenze, ma volevo chiedere a Nicole, in Eco Garantito, principalmente un consiglio, come anche una sua visione su come fare, come fate voi, com'è il vostro approccio per poter convogliare e rendere comunità l'operato di molti volontari e molte persone che lavorano appunto come volontari o come lavoratori all'interno delle cooperative. Quindi tante persone significa sicuramente una ricchezza enorme, ma anche una sfida complessa per sviluppare delle competenze comuni che creino una cultura condivisa sul come muoversi e come fare economia equa, diciamo. Com'è che quali sono i vostri strumenti fondamentali? Cosa fate? Formazione? Com'è che vi muovete per appunto creare questa cultura
condivisa sempre nell'equità della solidarietà. Sì, Luisa, grazie per la domanda, anche perché effettivamente è uno dei pilastri, diciamo, delle nostre attività e dell'impegno di Equo Garantito e delle organizzazioni che ne sono parte, perché appunto dalla consapevolezza sull'iniquità del commercio, diciamo, tradizionale mainstream e quindi della situazione economica mondiale, non solo italiana, ma anche purtroppo sempre di più in Italia, dove la diseguaglianza comunque si acuisce, nasce proprio lo stimolo e la voglia di mettersi a disposizione dell'economia solidale. E quindi questo è sempre stato uno dei punti di partenza delle nostre attività. Diciamo che l'azione è abbastanza capillare, nel senso che Equo Garantito in quanto tale si mette a disposizione delle varie realtà per incontrare i loro volontari a, diciamo, richiesta da parte delle organizzazioni. I momenti, diciamo, basilari in cui incontriamo i soci, quindi i loro volontari, e ne approfittiamo per fare formazione, invitare esperti, dare strumenti, sono principalmente le nostre 2 assemblee annuali, in cui raccogliamo i nostri soci, un tempo sempre fisicamente in qualcuna delle città italiane e ora sempre di più online. Speriamo di ritornare, abbiamo l'auspicio di tornare a novembre finalmente a rincontrarci. Ma sono anche, diciamo, i momenti formativi annuali che Equo Garantito propone. La chiamiamo negli ultimi tempi la Fair Trade Academy, quindi sono questa serie di corsi di formazione che partono dalle tematiche più appunto politiche e quindi più relative ai progetti, ad esempio, dei nostri produttori. Ultimamente si parla molto anche di commercio ecosolidale italiano, quindi abbiamo raccontato le storie delle prime realtà che sono diventate appunto produttori italiani di commercio ecosolidale, come ad esempio il pomodoro caporalato free, insomma, quindi storie anche di economia solidale italiana. Lo facciamo attraverso la piattaforma online di cui vi ho già raccontato, appunto di FairShare, nella quale è possibile seguire i corsi, ma lo fanno anche tantissimo le organizzazioni nostre socie. Noi, ad esempio, abbiamo i dati qua nel rapporto annuale di Equo Garantito, che è disponibile e anche scaricabile dal sito di Equo Garantito. I nostri soci hanno fatto anche l'anno scorso quasi 7.000 ore di formazione e sensibilizzazione, no? Raccogliendoli come dato aggregato nei loro territori. Hanno fatto un investimento anche economico di oltre 500.000 euro per tutte queste tipo di attività di formazione e sensibilizzazione. Questi sono dati che abbiamo perché vengono fuori dai moduli di autovalutazione che i soci compilano ogni anno. Anche noi, in quel tentativo di leggere l'impatto, no, delle nostre attività, cercare di quantificare le attività sul territorio. Ad esempio, una delle cose che ci piace raccontare, c'è una torta che descrive, ovviamente un grafico che descrive sul nostro rapporto le campagne a cui i nostri soci hanno aderito, le organizzazioni nostre socie, che sono quindi l'84% delle nostre organizzazioni socie non solo aderisce alle campagne, ma le implementa con attività sul loro territorio. Sono più di 30 le tematiche. Solo il 30% di queste campagne è proprio specifico sul commercio ecosolidale, perché appunto sempre in questa mix di temi raccontiamo di empowerment della donna, raccontiamo ovviamente di sostenibilità ambientale, raccontiamo di migrazioni, raccontiamo di consumo responsabile, di legalità, di povertà, pace, insomma, quindi sono amplissime. Organizzare una campagna, aderire a una campagna vuol dire sempre che intanto c'è la voce spesso di qualche volontario che porta la propria esperienza, la propria, non so, appartenenza alla rete del disarmo locale, tanto per fare degli esempi, o la propria appartenenza al DES, al distretto di economia solidale locale, quindi porta delle tematiche che si condividono. Aderire alla campagna vuol dire formare i propri volontari, raccontare quindi con le riunioni interne dei volontari
sempre di più con strumenti ovviamente digitali anche in quel caso, la chat dei volontari condivisa, gli Zoom dei volontari che si formano a vicenda su queste tematiche e le raccontano in bottega, perché appunto essere presenti in bottega vuol dire cercare di avere, non si può sapere tutto, ma cercare di avere in tasca tutte le risposte possibili per le domande e l'interesse dei clienti su queste tematiche. Quindi sono un po' queste, diciamo, in un breve riassunto, le modalità con cui facciamo formazione interna. Moltissime sono le attività di formazione nelle scuole. Le nostre organizzazioni hanno proprio delle persone specializzate che con soprattutto strumenti di educazione non formale, di laboratori, vanno proprio nelle scuole a portare le tematiche del commercio ecosolidale, ad esempio una cosa che piace molto ultimamente è tutto il tema della moda appunto, no? Sostenibile e insostenibile, quindi a partire da quello portare delle filiere, delle risposte alternative, cose che ad esempio nelle scuole superiori, nelle scuole secondarie interessa moltissimo. Grazie davvero Nicole, è stato molto esauriente la tua risposta e siamo in chiusura, quasi perfettamente in tempo, siamo riusciti ad ascoltare tutte queste interessantissime relazioni e soprattutto posso dire con certezza che questo webinar è stato un momento e un'opportunità di conoscenza, di approfondimento e di condivisione di valori fondamentali per la crescita e lo sviluppo di un'economia territoriale, ma direi non solo, proprio di un'intera società che sia effettivamente solidale e sostenibile. Quindi davvero il mio ringraziamento di cuore, come proprio dicevano, è stato detto negli ultimi interventi, a tutti i relatori che sono resi disponibili e che hanno impiegato e investito il loro tempo in questa opportunità di formazione e in questo evento moltiplicatore del progetto EmployC. Un grazie a tutti coloro che invece hanno aderito e sono iscritti all'evento e hanno partecipato in tutti i modi. E volevo ricordarvi solamente che la registrazione dell'evento sarà presto disponibile sui social e che soprattutto c'è la possibilità di visitare i siti e i social proprio delle 3 realtà che sono state nostre ospiti, quindi ASVES, Eco Garantito e il progetto QUID. Quindi ancora un grazie, un buon proseguimento di giornata e ancora un applauso a tutta questa bellissima realtà che sta nascendo dell'economia sociale solidale. Grazie a tutti. Grazie a voi, a presto.